Si sono avvalsi quasi tutti della facoltà di non rispondere gli indagati arrestati nell'ambito dell'operazione Mosaico che avrebbe fatto luce sulla nota faida Favara-Liegi, caratterizzata da 5 omicidi, 2 tentati omicidi e altrettanti mai denunciati. Davanti il GIP del Tribunale di Agrigento sono comparsi 5 agrigentini, 3 sono stati arrestati in Belgio, fermati dalla squadra mobile di Agrigento guidata dal vicequestore Giovanni Minardi. Si tratta di Calogero Bellavia, 31 anni, Antonio Bellavia di 48, Gerlando Russotto, 32 anni, Michelangelo Bellavia, 32 anni, Salvatore Vitello, 64 anni. Quest'ultimo, accusato di ricettazione incendio, è stato l'unico tra gli indagati a rispondere alle domande, respingendo le accuse che gli vengono mosse. Secondo gli inquirenti, Vitello, proprietario di un autocamping a San Leone, avrebbe aiutato Carmelo Nicotra ad occultare e incendiare la Renault Modus utilizzata per accompagnare Carmelo Nicotra, vittima dell'agguato del maggio 2017, all'ospedale. Tutti gli altri che rispondono a vario titolo di duplice tentato omicidio, armi e alcuni episodi di estorsione hanno invece scelto la via del silenzio. Michelangelo Bellavia invece è stato arrestato perché è stato trovato in possesso di un revolver, 2 pistole semiautomatiche, un silenziatore e 13.000 euro in contanti. Sul suo conto è stato già emesso un provvedimento di convalida del GIP Luisa Turco che adesso deciderà sulla convalida delle altre posizioni.